Venerdì 18 saremo a Verona, in piazza Bra, per una manifestazione unitaria, CGIL CISL UIL del Veneto, per chiedere al governo di mettere in campo tutte le azioni necessarie per far ripartire il Paese. Dopo la fase d'emergenza, che ha visto la necessità di sussidi per sostenere i lavoratori, di sostegni per le imprese, siamo in una fase nuova, serve stimolare gli investimenti, far ripartire i lavori infrastrutturali, mettere in campo azioni di sostegno all'occupazione anche con politiche attive per il lavoro che ancora non sono state messe in campo, e per fare questo chiediamo al governo di attivare un tavolo di confronto con CGIL CISL UIL. Le richieste che faremo nella manifestazione riguardano anche la Regione del Veneto. Chiediamo alla prossima giunta che si insedierà dopo le elezioni di aprire subito un tavolo per la gestione delle numerose crisi aziendali che ci saranno, per mettere in campo vere politiche attive di sostegno per lavoratori e lavoratrici che vanno al posto di lavoro a rischio, e chiediamo soprattutto di spingere nei confronti del governo per avere a disposizione le risorse del MES, del Fondo Europeo, che serviranno per sostenere e rilanciare il sistema sanitario della regione e per compiere una grande operazione di monitoraggio della salute dei veneti e delle venete nel prossimo periodo, che rischia di essere molto pericoloso dal punto di vista del virus.